Paolo Ferrara, coordinatore provinciale di Sicilia Futura, un commento a questo risultato elettorale che avete avuto non solo in provincia ma un po' in tutta la Sicilia. Io ritengo estremamente lusinghiero, atteso che abbiamo vinto in paesi anche con nostri candidati sindaci nella nostra provincia, mi riferisco a Bivona, a Casteltermine, a Villafranca Sicula, nostri consiglieri comunali eletti, poi il risultato eclatante di Palermo dove la nostra lista supera il 7% ed è, come dico, in termini percentuali quasi uguale a quella dell'NCD e del PD stesso. Con la vittoria d'Orlando al primo turno e Sicilia Futura è stato uno dei momenti che prima ha creduto e si è scommesso su questa progettualità. Questo è sinonimo di un movimento fatto di persone, di donne e di uomini che hanno una credibilità nel nostro territorio e vogliono spendersi, e questo vuol dire incidere nel territorio in maniera sapiente, coerente e corretta. Per il futuro questo cosa può rappresentare per il futuro politico di Sicilia Futura in vista anche di prossimi impegni elettorali quali le regionali o se anticipate anche le nazionali? Come nuovi movimenti relativamente nuovi scontano chiaramente un gap organizzativo che necessariamente deve protrarsi e portarsi in avanti, però voglio dire è un buon viatico, un buon inizio, ottimo inizio, perché Sicilia Futura ha anche un collegamento con le istituzioni nazionali e regionali, quindi interagisce con il partito più importante a livello nazionale che è quello del PD e quindi è nelle condizioni di poter realmente dare le risposte alla gente ed attingere dal territorio quali sono le problematiche per poi portarle al risolvimento. Si aspettava un boom del movimento di Grillo, cosa che insomma non c'è stata. Perché per loro sfortuna stanno già iniziando a governare, quindi la gente ha capito che non determinano, che non decidono, che non incidono e di fatto non amministrano. La posizione sul Porto Empedocle vostra è molto critica nei confronti del primo cittadino, vediamo che quasi ogni giorno inviate comunicati stampa per criticare l'operato. Ma più che altro noi abbiamo ritenuto opportuno come Sicilia Futura dare il tempo e il modo all'amministrazione di attivarsi e di governare. Anche noi però stiamo iniziando a stancarci da questo modo di denunciare solamente il passato, di non proiettarsi, non dico nel futuro ma nel presente. Noi vediamo un Porto Empedocle disastrata che certamente non è colpa del governo dei Grillini, dei governi passati, ma questo non significa che bisogna vivere solo parlando del passato. La gente a Porto Empedocle purtroppo ha fame, avanza legittimi emolumenti e stipendi e vuole delle risorse, e se si amministra bisogna essere vicino alla gente. Oltretutto è vero che non è colpa dei 5 Stelle, ma è anche vero che loro sapevano cosa li aspettava